Buongiorno a tutti ragazzi e come sempre escono fuori sempre cose nuove. Stavolta girando per internet e per tutto ho trovato questo argomento davvero un po' insolito. Già io avevo dei dubbi su questa persona che ha sempre affermato che siccome essendo un traduttore della Bibbia, dell'aramaico e quindi essendo un esperto, diciamo, di Bibbia, ciao Saverio, lui aveva tradotto la Bibbia, aveva detto che Dio non esisteva e che era tutta una cosa aliena essere venuti dallo spazio. Però purtroppo ultimamente in questi giorni stanno uscendo cose di questa signore un pochino particolari. In effetti il famoso Mauro Biglino, e questo non lo dico io, è stato inquisito negli anni 90 insieme ad altre 21 persone. In effetti lui è coinvolto nel crack di Bersani. Se vi ricordate che il finanziere torinese furono contestati per bancarotta fraudolente, truffa, appropriazione indebita e violazione delle normative Consob. Quindi hanno truffato un sacco di persone, quindi per portarla brevemente. Quindi hanno guadagnato circa 1 miliardo e 463 milioni di lire all'epoca per la provvigione della vendita di strumenti finanziari, quindi promettevano di far guadagnare, promettendo a tanta povera gente, illudendoli anche forse, anzi sicuramente, e quindi ora, ciao Sofia, quindi ora mi viene il dubbio, no? Allora, siccome questo qua era una persona molto convincente, perché convinceva le persone a investire i loro guadagni, i loro, diciamo, quei soldi che avevano in azioni, diciamo, in cose che le avrebbero fatto fruttare, ciao Alessandro, del denaro. In effetti tutte queste persone hanno perso tutti quanti i soldi. Quindi già è strano che la Chiesa abbia preso questa persona che per l'amor di Dio qui ognuno può sbagliare, non si mette in dubbio ragazzi. Però la Chiesa ha preso questa persona come traduttore ufficiale per conto delle edizioni San Paolo e tutto il resto e ha fatto questa traduzione e poi si è messo contro la Chiesa e ha detto che la Bibbia non è un libro sacro, ma bensì un libro di guerra, come lo chiama lui. Quindi però il dubbio che mi viene ora, siccome lui è un forte trascinatore, cioè in senso che riesce a convincere, quindi ha questo carisma forte, ragazzi. Infatti lui convinceva le povere persone a investire su cose che poi queste persone hanno perso, quindi era un buon, come diciamo noi, buon parlatore, diciamo, come si dice qua al sud, ten la lingua longa, in senso che chi ten la lingua va in Sardegna, nel senso che chi parla bene, sa ragionare, riesce a convincere anche i più diffidenti, diciamo. Allora questo l'ha fatto anche per la Bibbia, allora sto fatto qua, mi viene il dubbio pure a me ora che lui abbia fatto questo, anche perché ragazzi questi libri li vende, non è che li regala. Quindi diciamo è sempre una cosa a livello economico sempre. È vero che nelle conferenze lui spiega, però è pure vero che lui vende un sacco di libri. Non so quanti libri ha fatto, ma ne ha fatto un sacco ragazzi, quindi non è che questo li regala sti libri, questi li vende. Poi adesso ultimamente ho letto anche, l'ho sentito anche sul canale Omega Click che potete andare a controllare su quest'altro youtubers. Lui sta cercando di fare una scoperta scientifica e sta raccogliendo dei fondi. E Omega Click stesso, un altro youtuber che penso conoscete, no, ancora no, dico la verità, oggi fettina di carne con insalata, quindi faccio subito, sapete? Quindi diciamo che anche il famoso youtuber Omega Clip, che lui fa roba di ufologia e specializzato in queste cose, ha detto che mo questa qua sarà l'ennesima truffa in effetti. Quindi dice mi raccomando, ora date i soldi anche per questo. Quindi in effetti ragazzi non si può fidare di uno che
ha fatto già il suo, non lo voglio condannare per l'amor di Dio, qua ognuno di noi ha i suoi guai, quindi come dico io, però non posso credere a uno che, ciao Amelia, che ha fatto piazza pulita di tutta questa povera gente nel crack di Bersani nel 1990, che poi in questi giorni lui ha confermato in effetti. Quindi dopo tanti anni che lui faceva sta la Bibbia non è un libro sacro, la Bibbia così, la Bibbia così, però ragazzi, se voi andate su Wikipedia trovate la vita, andate sulla vita privata di Mauro Biglino ed esce scritto, ragazzi, non è che lo dico io, non è che l'ha detto Mega Click, ci sta scritto, ragazzi. Sta scritto che Mauro Biglino nel 1990, insieme ad altre 21 persone, è stato indagato e inquisito nel crack di Bersani. Quindi potete andare direttamente su Wikipedia, Mauro Biglino, e lo trovate, non è che ve lo devo dire io. Ci sta la biografia che ti dice chi è, poi ci sta la vita privata, e diciamo, e poi ci sta le controversie, che significa che questa voce qua esce Bersano del 1990. Diciamo, i reati, ragazzi, sono bancarotta, fraudolente, truffa, quindi non è che sono cose così, diciamo. Quindi diciamo che è stato criticato anche sui suoi contenuti, sui lavori, perché giustamente lui ha questa forza, diciamo, di convincere, ragazzi. Queste convince. Ci sono persone che hanno questo dono, cioè, capì, riescono a convincerti, anche ai più diffidenti. Lui riusciva a fare investire questi soldi che poi sono stati persi, ragazzi. E lui era come quei trascinatori, sa, riesce a portare le folle, a trascinare le persone, è come. È bravo, ragazzi, è bravo a portare le persone, quindi è bravo in questo suo ruolo, diciamo, quindi questo ti convince, questo è il problema. C'ha la parlata bene, come diciamo noi qua al sud. Chi tiene la parlata bene va avanti sempre, perché questo se ne esce sempre a finale. E quindi ha fatto questa Bibbia, l'ha fatto, diciamo, un po' ci sarà, un po' ce l'ha messo. Ciao. Sì, sì, è bravo, diciamo, come hai detto tu, a suggestionare, quindi a portare le persone verso di lui. L'ha fatto con il crack Bersani, ha fatto investire tanti povere famiglie che hanno perso questi soldi e dicevano all'epoca a Torino, a Settimo Torinese, e che riesce a convincere anche le persone più diffidenti, i contadini in effetti erano a quel tempo, riusciva a convincerli a investire questi risparmi in queste azioni. Quindi lui era come un trascinatore, come hai detto tu, suggestione, cioè riesce a convincere, c'ha questa cosa. È come un dono, ragazzi, ci riesce e basta. Quindi non è che. E lui se si mette su YouTube e si mette a parlare, la gente lo crede perché c'ha la parlata come bella, quindi spiega bene, non è come me che diciamo, faccio il video così, lui spiega per bene, cioè lui è proprio perfetto per farti imbambolare, diciamo così, quindi c'ha la parlata, l'ha spiegata bene, riesce a trovare tutti i concetti giusti, diciamo trova tutte le parole esatte al posto giusto, ragazzi, quindi anche il più diffidente lo crede. Al finale il più diffidente dice ma questo allora c'ha ragione. E così ha fatto con la traduzione della Bibbia. Allora a sto punto qua giustamente pure a me, io già avevo detto che non lo credevo inizialmente perché già avevo fatto un video su lui, però ora che sono andato in giro, pure Omega Click mi ha detto sta cosa che stava sto crack, sui canali YouTube sono comparsa, allora è vero, quindi diciamo che se non è tanto montando ci sta, poi sono andato a controllare, è vero che ci stanno un sacco di pagine di giornali dell'epoca che riportano questo crack e ci sta lui dentro, quindi lui sta indagato insieme ad altre 21 persone, cioè non l'ho inventato io, andate su Wikipedia e lo trovate, ragazzi, non è che basta scrivere Mauro Biglino in Wikipedia e trovate quando è nato, biografie, adesso ha fatto anche un film, pensate che fra poco esce, ha fatto dei fumetti. Ah, e un'altra cosa, ragazzi, ha ammesso di essere stato
nella massoneria. Edoardo, lui ha dichiarato che è stato un massone e di esserne uscito verso la metà degli anni 2000. Quindi già questo lui l'ha ammesso personalmente. Lo puoi trovare sul suo sito su Facebook pure questo qua. Poi nel 1990 è stato inquisito insieme ad altre 21 persone nel crack di Bersani, che era una truffa, è stato in poche parole. È andato una bancarotta fraudolente, la persona hanno perso tutti quanti i soldi e sta pure lui in mezzo a queste 21 persone. Diciamo, e lui era uno dei tanti che cercava di convincere le persone a fine, diciamo, a mettere i propri risparmi su queste azioni per fare, diciamo, lo so, ma chi è massone, è massone, lui ha detto di no, però se vai su Wikipedia, ad esempio, lui dice che è uscito dalla massoneria e non dagli anni 2000 dice che è uscito, quindi lo puoi trovare tranquillamente, vai su Wikipedia e dice così. No, no, non lo sapevo Adriana io ti dico la verità, l'ho saputo ora, non sapevo di questo fatto. Lo so che non è una notizia nuova perché ne stanno parlando già su YouTube. L'ho voluto fare questo video per i miei iscritti, diciamo, però so che non è uscito già da 7-8 giorni, perlomeno sto già girando questa voce, quindi lo so che non è di adesso. Io l'ho fatto per il mio canale, sono andato a controllare se era vero, se non era vero, infatti è vero. Chiunque di voi può andare su Wikipedia, scrive Mauro Bichino, esce tutto scritto lì, quindi potete fare crack Bersani e vedere gli articoli degli anni 90, ci sta il suo nome e cognome, quindi non è che lo devo dire io penso solo che lui ha questo dono di convincere, questa è la cosa sua, c'ha questa forza magica, la chiamo io, di essere un trascinatore, di attirare le persone verso di lui, alla parola, che ne so, parla bene, allora la gente lo crede, questa è la cosa che io penso, a parte diciamo tutto le cose che ha fatto che non hanno nulla a che fare con la Bibbia, però allora se l'ha fatto allora posso pensare pure che adesso ci abbia fatto la stessa cosa, abbia fatto come parlava bene allora, avrà parlato bene pure adesso, quindi mo mi viene il dubbio se questo ha tradotto bene o ci ha messo un po' di suo per farsi credere, perché ragazzi questi libri li vendono, non li regala, quindi mo tutta la gente che ha il dubbio, no, come me, no, io c'ho il dubbio, no, allora dico vabbè, mo compro il libro e vedo che dice, perché lui comunque spiega qualche cosa, però se vuoi approfondire devi comprare il libro, quindi allora compro il libro io, compri il libro tu e questo guadagna. Quindi in effetti questo non ha pubblicato un libro sul fatto della Bibbia, non so quando ne ho letto 15-16, il Dio alieno, la Bibbia non è un libro sacro. Sì, sì, ma sono una decina di giorni che sta uscendo sta cosa fuori e difatti lui adesso sul suo Facebook l'ha dichiarato poi, l'ha messo, dice vabbè ma questo è 30 anni fa ha detto, quindi ma io sono cambiato. Sì, però come ha detto l'amica qua, un massone rimane massone, dice, non cambia. Lui invece ha affermato che è uscito fuori dal 2000. Lo potete trovare sia sul suo sito sia su Wikipedia, che lui dice testuale parole che è uscito dalla massoneria. Però come ha detto una nostra iscritta, dice no, chi è massone rimane massone e muore massone. Quindi poi dobbiamo vedere. Vabbè ragazzi, bravo, chi nasce tondo non muore quadrato. Come diciamo noi a sud. Chi nasce tondo non muore quadrato. È sempre stato così il detto antico napoletano. Vabbè ragazzi, vi saluto, quindi a finale, come sempre, la verità esce sempre fuori, ci vuole un po' di tempo, però poi alla fine il cerchio si stringe e si viene a sapere la verità. Quindi, come ha riuscito a convincere all'epoca tutte queste persone a investire i loro propri risparmi, così avrà fatto con la Bibbia. Perché anche molte persone lo hanno attaccato sul fatto che la Bibbia non è come l'ha tradotta lui.
anche diciamo gli ebrei, gli ortodossi l'hanno contestato a finale, quindi lui dice una cosa, uno dice una cosa, però mo, essendoci questa recidiva, allora uno mo dice allora questo c'ha la parola magica, questo riesce a convincere, ma fa che allora la traduzione un po' ci sta, un po' ce l'ha messa, allora ci rimane un po' il dubbio, so, mo come ha detto Massimo, ora calerà drasticamente la sua credibilità. Vabbè ragazzi, buona domenica a tutti, buon appetito, va a mangiare pure io. Oggi fettina di carne e un po' di insalata. E stasera Dio vede e provvede. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.